Sto fine settimana se cambia l'ora. Ogni volta baruffa impiantata. Chi che dice che se dorme un'ora in più, chi che dice che se dorme un'ora in manco non si da fora. Voi chiarimenti. C'ame chi? C'ame qualcuno che è in debito con mia. E siccome che paghi 120 euro di canone per guardarmi 2 puntate di Rex in una serata in Sanremo, c'ame a Rai. Pronto? Sì, pronto. Dovevo chiedere una cosa semplice. Sì? Questo fine settimana cambia ora? Guardi, non lo so sinceramente io. Ma la domanda è qualcuno là che sa tutto. Nel senso, voglio dire, io glielo direi molto con piacere, insomma, se lo sapessi con certezza. Perché la domanda... Verificando su internet, ma non è che veniamo pagati per sapere se cambia l'ora o no. Poi ma ho capito, ma ho domandato per piacere, eh? Ho chiesto per piacere, eh? Ah, certo, sì, ma io se vuole infatti le controllo su internet. Sì. Guardi, a quanto leggo mi sembra di sì. Si manda in avanti o in drio? Si manda indietro di 60 minuti. Se va indietro, se andiamo indietro vuol dire che dormo un'ora in più? Se andiamo indietro vuol dire che dormo un'ora in più. Sì. Sì. Dormo un'ora in più. Quindi il giorno dopo è buio prima o dopo? Ma secondo me il giorno dopo sarà buissimo quando si sveglia e sarà ancora più buio quando stacca dal lavoro. Io non sarò Puito, ovvero caro. Vi tu che valesse la pena a fine per canone? La mia ditta che se va in Rio ma siamo un'ora in picche, però le buio prima de mattina e anche a sera. No, capitano, ma l'importante è che tu tagli tuo amico indormenzare intorno, per dirti che se cambia l'orario con l'aiuto delle slide, ecco, no, se qua gli do pom, non c'entra niente. Questi gli do l'orologio, ecco, qua, mi raccomando, bisogna tornare in Rio.